Filippo Chinnici, ti parto subito con la domanda un po' piccantina. Maggiore il rammarico per non averla chiusa o per aver preso gol su una ripartenza che poteva forse essere gestita meglio dai tuoi? Sicuramente doveva essere gestita meglio, però magari dopo il cambio abbiamo perso un po' dei riferimenti e quindi si è ritrovato solo, però era una partita da chiudere prima. Potevamo sbloccarla anche prima perché pronti via prendiamo un palo con Santi, abbiamo creato qualche occasione e loro una buona squadra che ha un buon palleggio, hanno creato anche loro e alla fine penso che il pareggio è giusto. Tra l'altro oggi per la prima volta abbiamo visto il tridente al gran completo al primo minuto. Che impressioni ha avuto anche in base al minutaggio che avevano ciascuno di loro? Vabbè, Santi rientrava, quindi era già deciso tra virgolette il minutaggio. Però voglio menzionare la grande prova del capitano che è rientrato dopo un lungo stop, non era per niente al 100% e quindi lo spirito che voglio è questo, di giocatori che devono combattere prima di tutto quello che non abbiamo avuto tutti. E si è visto perché abbiamo subito delle azioni dove non ho visto voglia, quindi questa è la cosa che mi lascia più rammarico. Noi siamo una squadra che se non andiamo a 1000 diventiamo vulnerabili, quindi in settimana possiamo lavorare poco perché mercoledì abbiamo il recupero e quindi adesso da domani ci proiettiamo alla partita di mercoledì del recupero col Marineo. Ecco, a proposito del recupero, tu ti rammarichi magari del fatto che c'è da lavorare poco, però forse il fatto di giocare subito può aiutare, secondo te? Sicuramente perché recuperiamo due squalificati che oggi mancavano, che sono Jantus e Visconti, ci possono dare quella linfa e quella voglia che è mancata un po' oggi in alcuni e siamo pronti per andare a affrontare il Marineo.